Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo giovedì per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto anche nella giornata di oggi. Fra poco ci collegheremo con Santa Maria di Sala, con l'esterno dell'abitazione di Nicolò Ghedini, l'avvocato 62enne morto nella serata di ieri. Profondo cordoglio in tutto il mondo della politica, alle prese con la campagna elettorale, con il deposito proprio in queste ore, proprio in questi giorni delle liste. Ci collegheremo quindi con Santa Maria di Sala e avremo anche un ritratto dell'avvocato amico molto personale di Silvio Berlusconi. C'è poi il fronte del maltempo, perché come sapete sono ore di allerta arancione in tutto il Veneto, in verità in tutto il nord Italia, dove ci sono stati degli eventi anche particolarmente forti in Liguria e in provincia di Ferrara. Possiamo vederlo anche dall'ANSA.it, trombe d'aria soprattutto quindi in Liguria, tra Sestri, Levante e Chiavari, e nel Ferrarese, dove una gru è caduta su alcune villette a schiera, scantinati, allagati in provincia di Mantova. Come vi dicevo, la situazione è monitorata anche in Veneto. Lo stato di allerta arancione è valido fino alle 14 di domani, venerdì 19 agosto, per il passaggio di questa perturbazione che sta portando temporali anche localmente molto intensi. Sono previsti quindi grossi quantitativi di pioggia, soprattutto sulla fascia pedemontana. Tra giovedì e venerdì pomeriggio, quindi nelle prossime ore, il tempo sarà instabile, a tratti perturbato, con frequenti precipitazioni e probabili fenomeni intensi con forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate. Ovviamente la Protezione Civile del Veneto è già allertata. Nella nottata la situazione più delicata, anche se non allarmante, va detto in provincia di Vicenza, dove ci sono stati numerosi interventi dei vigili del fuoco per rimuovere dalle strade alcuni alberi abbattuti dal vento. Ma facciamo il punto nel servizio della nostra redazione di Vicenza. Maltempo violento. Forti temporali attraversano il Vicentino, rovesci intensi con forti raffiche di vento che hanno abbattuto alcuni alberi caduti in strada. Per rimuoverli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che dalle 9 di ieri sera fino alle 11 sono entrati in azione a Brendola, in via Cavour e in via Madonna dei Prati. A Sarego i pompieri sono intervenuti per liberare la strada in via Meledo Alto, mentre a Noventa Vicentina una squadra ha ripristinato la viabilità in via Masenello. Passata la prima linea di instabilità, anche oggi i temporali continueranno a segnare questa giornata, con le temperature in netto calo rispetto all'afa dei giorni scorsi. Vi parlo adesso di un recupero particolarmente difficile sul Col Visentin. Protagonisti padre e figlio trevigiani. Un errore nello scegliere il sentiero, la perdita di orientamento, il panico e la stanchezza estrema. Sono state ore di angoscia per un 47enne di Montebelluna e per il figlio 13enne, bloccati ieri sera sul Col Visentin a Belluno, prima che gli uomini del soccorso alpino li individuassero e li portassero in salvo. Padre e figlio erano saliti ore prima in seggiovia dal piazzale del Nevegal, arrivati a Rifugio Brigata per poi dirigersi all'agriturismo Faverghera. Da lì erano saliti sul Visentin e poi scesi verso Forcella Zoppei per poi proseguire la camminata. Qui però l'errore che poteva costare caro. Hanno sbagliato sentiero, tanto da ritrovarsi in mezzo agli schianti di Vaia. La decisione è stata quella di tornare sui loro passi, risalendo fino a Casere Zoppei. Ma il cammino di diverse ore li ha stremati, costringendoli a fermarsi. Fortunatamente il 47enne è riuscito a contattare il soccorso alpino. In un'ora circa una squadra li ha raggiunti in fuoristrada e dopo averli caricati a bordo li ha riportati alla loro macchina poco dopo le 21, sfinite dalla fatica e sotto shock, ma salvi.
Ecco, questa è la cronaca, poi ritorneremo sulla cronaca, ma la notizia del giorno, non solo a livello locale, la scomparsa prematura a soli 62 anni dell'avvocato Niccolò Ghedini. La nostra Anna Maria Parisi con Simone Merlo si trova all'esterno dell'abitazione dell'avvocato a Santa Maria di Sala. Non so se Anna Maria, non la vedo ancora pronta, ovviamente sta facendo il suo lavoro, sono ore, sono minuti particolarmente complicati, delicati, intensi, perché appunto, come sapete, parliamo di una figura molto nota nel mondo politico ma anche legale, parliamo di un principe del foro senza dubbio. Ecco, Anna Maria, ci sei? Buongiorno. Sì. Buongiorno Christian, è un momento di grande dolore qui per tutta la comunità salese, non soltanto, come accennavi tu. Poco fa, come siamo arrivati qui davanti alla casa di Santa Maria di Sala in via Rivale 55 di Niccolò Ghedini, la casa dove nel fine settimana veniva a trovare un po' di conforto con la famiglia, la moglie e il figlio. Appunto abbiamo sentito nel momento in cui siamo arrivati l'abbaiare concitato dei suoi cani, quindi ci ha aperto gentilmente la porta una persona a cui abbiamo esteso le nostre condoglianze dicendoci che non c'era nessuno dei familiari in casa. Ecco, per dire che questa è la casa proprio storica. Senti, ci stanno abbaiando ancora i cani perché avvertono la nostra presenza. La casa storica di Niccolò Ghedini con la famiglia, che è una famiglia proprio storica della comunità di Santa Maria di Sala, col papà Giuseppe, anche lui avvocato, con lo studio legale a Padova. Niccolò Ghedini era il più piccolo dei fratelli, con le sue 3 sorelle, anch'essa avvocato e un'altra archeologa. E abbiamo sentito poco fa il sindaco di Santa Maria di Sala, Natascia Rocchi, che ha espresso la sua forte vicinanza a tutta la famiglia di Niccolò Ghedini, anche da parte della comunità salese, esprimendo anche il dolore per l'avvocatura dello Stato, non soltanto veneziana ma italiana, ricordando di come avesse preso parte dei processi molto importanti tenutisi nel corso degli anni Niccolò Ghedini come avvocato difensore. Ricordiamo uno su tutti, il famoso processo Ludwig. Ma per saperne di più, a raccogliere il cordoglio non soltanto di questa comunità ma anche della comunità padovana dove aveva lo studio Niccolò Ghedini, vediamo i prossimi servizi. Ci ha lasciato il nostro Niccolò, non ci sembra possibile ma purtroppo è così. 3 giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme. Addio, ciao, per noi sei sempre qui tra noi, nei nostri cuori. Un forte, fortissimo abbraccio, Silvio Berlusconi. È il cavaliere Silvio Berlusconi a salutare per primo sui social Niccolò Ghedini, 62 anni, padovano, il senatore e difensore di Silvio Berlusconi, è morto a Milano all'ospedale San Raffaele, dove lottava contro le complicazioni di un trapianto di midollo per curare una grave forma di leucemia. Quasi un fulmine a ciel sereno che in una notte di agosto ha suscitato immediato cordoglio. Tra le prime voci, quella di Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, esponente di spicco di Forza Italia. Caro Niccolò, amico di sempre, delle battaglie politiche come dell'impegno a favore della nostra amata Padova. Ho un grande dolore, mi mancherai profondamente. Come amico che ho sempre amato con la testa oltre che con il cuore, come collega. Non ti dimenticherò mai. Accanto al cordoglio di Forza Italia, di Antonio Tajani, di tutta la comunità politica italiana, il saluto e l'omaggio del Veneto con il presidente Luca Zaia. A Padova, travolto da telefonate, attestazioni di stima e affetto, lo studio di via Altinate che Ghedini condivideva con il collega e amico Piero Longo e le sorelle Nicoletta e Luisa Ippolita. Così il sindaco Sergio Giordani a nome della città. Sono molto addolorato per la scomparsa di Niccolò Ghedini. Ai familiari, agli amici e anche al suo partito Forza Italia rivolgo sincere condoglianze.
Ecco, dunque nel servizio di Chiara Gaiani abbiamo raccolto un po' il cordoglio arrivato da tutto il mondo della politica, riunito nel cordoglio appunto ai familiari per la scomparsa di Nicolò Ghedini. Scomparsa, ci diceva il sindaco Natascia Rocchi di Santa Maria di Sala, che ha preso lei stessa ieri sera in un post, in un messaggio che l'ex sindaco Nicola Fragomeni aveva lanciato via chat. Ricordiamo appunto che Nicolò Ghedini, come ha ricordato la stessa collega Chiara Gaiani nel servizio appena visto, è scomparso a 62 anni per una grave forma di leucemia, nonostante il trapianto di midollo avvenuto qualche mese fa. È avvocato storico di Silvio Berlusconi, è stato lo stesso Silvio Berlusconi che ha lanciato a sua volta la notizia della scomparsa prematura via social. A unirsi al dolore anche al cordoglio di tutta la comunità veneta Elisa Venturini, la capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Veneto. Ma vediamo il ritratto di Nicolò Ghedini insieme nel prossimo servizio e poi la linea può tornare allo studio. Sto entrando dentro il tribunale. Lo chiedo all'avvocato Franchini. Tribunale di Venezia, giugno 2014. Nel piano del processo Mose, Nicolò Ghedini non si concede ai giornalisti mentre entra in aula come difensore dell'ex doge del Veneto Giancarlo Galan. Una vita divisa tra le aule di tribunale, difensore con la D maiuscola di Silvio Berlusconi, una vita dedicata alla politica con un seggio in Parlamento tra Camera e Senato dal 2001 in Forza Italia, una vita trascorsa in Veneto tra Padova nello studio legale dove aveva mosso i primi passi accanto al già affermato avvocato Piero Longo e Santa Maria di Sala, la sua residenza di campagna. All'età di 62 anni è morto in un anomalo agosto di campagna elettorale Nicolò Ghedini, un principe del foro dei modi eleganti che 5 anni fa era stato eletto senatore nel collegio uninominale 6 Bassano del Grappa e così parlava di flat tax. Le risorse si troveranno dalle meno tasse. Veda, è uscito anche recentemente un saggio della cosiddetta flat tax, cioè della tassa piatta bassa, sì, che in alcuni paesi dove è sperimentata ha provocato un aumento del gettito fino al 40%. Una vita in Forza Italia di cui fu coordinatore veneto e di cui assunse le redini a livello nazionale nel 2016. Una vita dedicata alla giustizia, una vita in difesa di Silvio Berlusconi, di cui parlava così ai nostri microfoni nel gennaio 2013. Io credo che ancora oggi, se uno dovesse decidere a chi affidare i propri risparmi tra Monti, tra Bersani e Berlusconi, non potrebbe che scegliere Berlusconi. Questo il ritratto di Nicolò Ghedini realizzato da Chiara Gaiani con il nostro materiale di repertorio, una figura che ha segnato la politica locale e non solo diverse vicende nazionali che hanno visto protagonista per l'appunto Silvio Berlusconi. Profondo, lo avete sentito, è il cordoglio bipartisan da destra a sinistra, il sindaco di Padova Giordani, è intervenuto lo stesso Luca Zaia e ancora i tanti parlamentari di Forza Italia e non soltanto del Veneto, ex colleghi. È intervenuta in mattinata anche Mara Carfagna, la Gelmini, lo stesso Renato Brunetta, anche quei personaggi politici che se ne sono andati recentemente da Forza Italia. Del resto tutti hanno sottolineato anche la simpatia dello stesso Ghedini. Il suo carattere era molto riservato, ma chi lo conosceva bene assicura fosse molto spiritoso, sempre sul pezzo e di intelligenza rara. Torneremo ovviamente nel corso di questa prima edizione non solo a parlare di questa perdita per la politica italiana. Ritorniamo alla cronaca. Poco fa vi abbiamo raccontato quanto successo sul Col Visentin con protagonisti un padre e un figlio trevigiano, ma in montagna c'è stata paura anche per una escursionista 74enne veneziana che è caduta sulle montagne bellunesi e ha perso i sensi. È stata tratta in salvo.
L'elicottero è intervenuto a Forcella Zumeles nel Bellunese per soccorrere un'escursionista veneziana di 74 anni. La donna era caduta battendo il coccige e perdendo i sensi a causa del dolore. I soccorritori si sono calati con un birricello di 30 metri per raggiungerla e prestarle le prime cure del caso. Dopo essere stata posizionata sulla barella, è stata issata a bordo e trasportata all'ospedale di Cortina d'Ampezzo. Una squadra del soccorso alpino di Belluno è invece stata attivata per un'altra escursionista che, tentando di aggirare una galleria nella Valle del Mis, si è fatta male ad una gamba. Si tratta di una 57enne di Scorzè che si trovava a una cinquantina di metri dalla strada. È stata medicata dai soccorritori, portata al fuoristrada e accompagnata all'ospedale San Martino di Belluno. Ancora per la cronaca ritorniamo nel Padovano, nessuna risposta per ora dall'autopsia effettuata sul corpo del ventenne trovato morto nella casa di un amico nella città del Santo nel pomeriggio di Ferragosto. Non ha risposto alle domande sulle cause della morte di Massimiliano Segala, l'autopsia eseguita ieri pomeriggio sul corpo dello sfortunato ventenne trovato senza vita nel pomeriggio di Ferragosto nella casa di un amico di Città Giardino a Padova. Accanto al suo corpo gli investigatori della polizia hanno recuperato 2 blister di un potente ansiolitico oltre a una sigaretta elettronica e proprio il sospetto che a causare il decesso possa essere un mix di farmaci e sostanze stupefacenti ha portato Marco Brusegani, il PM titolare dell'indagine, ad aprire un'inchiesta a carico di ignoti. Qualche prima risposta alle domande degli inquirenti potrebbe arrivare dai risultati degli esami tossicologici di rito eseguiti durante l'autopsia. Nel frattempo la polizia sta sentendo i familiari e gli amici con cui è trascorso la giornata di Ferragosto ed eseguirà accertamenti tecnici sullo smartphone del giovane. Resta ricoverato all'ospedale di Mestre per le gravi conseguenze riportate in seguito a un tuffo nel mare di Caorle nel pomeriggio di martedì un ragazzo di 16 anni di Oderzo. Nelle ore scorse gli specialisti dell'Angelo l'hanno operato per lenire gli importanti traumi alla colonna vertebrale e ora il paziente è in prognosi riservata. Il ragazzo è stato protagonista di una brutta caduta nell'acqua bassa ed è andato a sbattere violentemente contro il fondale. Da subito si è capito che la situazione era molto grave, non sentiva più la sensibilità alle gambe e alle braccia ed è stato soccorso dai sanitari e portato d'urgenza a Mestre. I fatti, come vi abbiamo raccontato anche ieri sera, sono avvenuti martedì a Caorle e il ragazzo si trova ancora in prognosi riservata all'ospedale di Mestre. Scossa di terremoto questa mattina tra la provincia di Belluno e quella di Treviso. Alle 5:45 in punto l'istituto INGV ha rilevato il sussulto con epicentro a Miane, 1,9 gradi della scala Richter a una profondità di circa 10 km. Nessuna conseguenza, va detto, per persone o cose, ma ritorna la preoccupazione nell'area. Soltanto 2 settimane fa si era registrato uno sciame sismico avvertito distintamente dalla popolazione con una magnitudo di 2,3 gradi sempre della scala Richter, questa volta nella zona nord-est di Segusino, con la scossa avvertita anche a Valdobbiadene, a Lano di Piave, Possagno, Feltre, Cavaso del Tomba e altri comuni nel raggio di una trentina di chilometri. Quindi la terra in quella zona è ritornata a tremare. Va detto che più o meno un anno fa c'era stato uno sciame sismico che aveva allertato non poco la popolazione e anche gli specialisti. E a proposito di rischio sismico, si alza la fascia di classificazione per 186 comuni veneti, 76 quelli vicentini. È una delle province più interessate dal fenomeno, ma c'è un problema. Con l'innalzamento degli approfondimenti urbanistici richiesti, quindi con la burocrazia, potrebbero andare a rilento gli stessi piani urbanistici. Serve quindi uno sblocco degli iter, ma ci racconta tutto la nostra redazione di Vicenza. Rischio sismico. Innanzitutto un terremoto burocratico. In Veneto viene alzata la fascia di rischio per 186 comuni, di cui 76 vicentini, con un passaggio di zona da 3
A2. Dalla A di Altissimo alla Z di Zugliano, compresi Vicenza e Bassano del Grappa, il 66,6% dei comuni vicentini viene classificato a un livello più alto di rischio sismico. Le conseguenze sono appunto innanzitutto burocratiche, visto che giustamente viene richiesto un innalzamento degli approfondimenti urbanistici evasi dal Genio Civile. Peccato che gli uffici del Genio Civile, a quanto pare, potrebbero contare su pochissimo personale, quindi siano quasi al collasso, e l'ufficio difesa del suolo della Regione Veneto, cui spetterebbe un altro fondamentale parere, avrebbe un organico di un solo dipendente. Il tutto a ricaduta finisce su privati e comuni. Se le pratiche di approfondimento urbanistico vengono evase lentamente, vanno di conseguenza a rilento anche i lavori per sistemare palazzi, centri urbani e piazze. Insomma, interventi immobiliari e piani urbanistici rischiano di andare a rilento, se non addirittura di saltare con relativi progetti e investimenti. Di qui l'interrogazione presentata dal capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Veneto, Giacomo Possamai. Qual è il problema? Il problema è che la Regione da un lato ha fatto questa riclassificazione sismica, un provvedimento giusto di protezione per i cittadini, e dall'altro però non ha dotato del personale il Genio Civile e la Regione stessa, i geologi che queste pratiche devono esaminare. E il risultato è che in questo momento ci sono centinaia di pratiche ferme che rischiamo di perdere investimenti importanti, pubblici con il PNRR e privati di cittadini che vogliono investire. Questo perché la Regione non ha proceduto. Abbiamo presentato un'interrogazione per chiedere velocità, per chiedere di procedere immediatamente con le assunzioni e con uno sblocco burocratico, perché il rischio è veramente elevato. Restiamo nel Vicentino per la cronaca, proprio per un aggiornamento di questi minuti. Siamo in grado di collegarci con Ferdinando Garavello e Edoardo Alberti, che si trovano per un incendio a Breganze. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo a Mirabella di Breganze, una frazione qui immersa nelle campagne della Pedemontana. Da questa mattina sta bruciando questa villa, la villa che vedete alle nostre spalle, è una villa del Settecento, una struttura bellissima che sta andando a fuoco. Le cause non sono ancora note, ci sono i vigili del fuoco sul posto, si vede un denso fumo che ha cambiato colore poco fa, è diventato molto più scuro, quindi pare che possa aver aggredito anche alcune strutture all'interno della villa. Brucia da questa mattina alle 7:30, ci dicono i residenti, le persone qui del posto che hanno visto il primo fumo proprio salire dalla villa. È in proprietà privata, quindi non si può entrare in questo momento. Vedremo poi se riusciremo a recuperare qualche immagine più da vicino. La situazione comunque in questo momento sembra essere davvero drammatica. I danni sono sicuramente già ingenti, ma ovviamente ne sapremo di più nel corso della giornata. Qui c'è tantissima gente che si è assiepata per vedere cosa sta succedendo. Abbiamo cercato di parlare anche con il sindaco, che purtroppo non è qui in questo momento. Alcuni dicono che ci sia già stato un incendio qualche tempo fa, ma insomma è tutto ancora in via di definizione. Quello che è certo è che la villa, detta Villa Finozzi, qui di Mirabella di Breganze, sta bruciando da questa mattina, e cercheremo poi di avere altre informazioni per aggiornarvi nel corso della nostra informazione. Vi cedo la linea. Grazie davvero Ferdinando Garavello con Edoardo Alberti, che si trovano sul posto. Lo avete sentito, dunque, le fiamme che stanno interessando Villa Finozzi a Breganze. Fra poco tra l'altro ci collegheremo anche con Padova. So che si sta preparando la nostra Chiara Gaiani con Federico Cibotto, ma sempre per la cronaca restiamo nel Trevigiano, dove ancora si parla, e non potrebbe essere altrimenti, della strage di sabato notte a Godega di Sant'Urbano. Questa sera il lutto che interesserà le comunità sconvolte per la perdita dei 4 giovani. Alle 20:30 una grande commemorazione allo stadio di Cordignano.
Davanti alle epigrafi esposte stamane la gente si ferma e rimane attonita, 4 giovani vite spezzate nel fiore degli anni. Gli sguardi in rispettoso silenzio leggono che i 4 amici saranno ricordati grazie all'accordo di famiglie, comuni e parrocchie, tutti insieme giovedì alle 20:30 nello stadio di Cordignano, per una celebrazione alla quale prenderà parte anche il vescovo Corrado Pizziolo. Domani abbiamo organizzato con i comuni colpiti da questa grande tragedia, quindi con i comuni di Orsago, Godega e Caneva, e con la parrocchia, con le relative parrocchie, un momento di preghiera, un momento di ricordo per questi sfortunati ragazzi. Si stanno ultimando i preparativi per la veglia allo stadio di Via de Coubertin ed è prevista una grande partecipazione. Ci sarà nel momento di preghiera allo stadio? Sì, domani sera ci vado, sì, perché è una cosa, insomma, non da poco 4 giovani che insomma hanno perso la vita così. Allo stadio per condividere un momento di preghiera con le famiglie, gli amici, i parenti e tutte le persone che vorranno ricordare i 4 ragazzi. E poi ci sarà data la possibilità ad amici, familiari, a chi è più vicino insomma, a questi ragazzi di poter portare un ricordo, ricordare la persona che purtroppo non c'è più. Giovedì, lo stesso giorno della veglia, sarà dato l'ultimo saluto a Xuliano Chellici con rito musulmano presso la sua abitazione. Venerdì ci saranno 2 funerali. Alle 10:30 nella chiesa arcipretale di Cordignano verrà celebrato il funerale di Daniele De Re. Nel pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Stevanà si terrà quello di Marco Darè. L'ultimo saluto a Daniele Ortolan è invece fissato per sabato pomeriggio alle 16, ancora nella chiesa di Cordignano. Giorni ed orari diversi per permettere agli amici di partecipare a tutte le cerimonie. Daniele Ortolan, Daniele De Re e Xuliano Chellici verranno sepolti nel cimitero di Cordignano, vicini fra loro come negli ultimi istanti di vita. I familiari di Marco Darè hanno deciso di tenerlo vicino a loro dopo la cremazione. È pronto il collegamento con Padova, con la nostra Chiara Gaiani, con Federico Cibotto, perché facciamo, nonostante il cielo un po' plumbeo, facciamo il bilancio di un Ferragosto che sembra andato bene. Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Con questa bellissima immagine delle cupole di Sant'Antonio vi raccontiamo proprio di una Padova che si sta popolando anche oggi e nonostante la pioggia di numerosissimi turisti. Tra l'altro chiedo al collega Federico Cibotto di provare ad inquadrare i portici. Noi stessi ne abbiamo approfittato per il collegamento. Come potete vedere, insomma, ci sono molte persone affollate ai tavolini dei bar e tantissimi che cercano appunto riparo dalla pioggia, approfittando dei porticati che sono numerosi nella città di Padova. Presenze turistiche da record. In realtà i dati diffusi dalla regione fanno riferimento a quanto è accaduto la scorsa primavera, ma di sicuro questa è stata andata bene. Ne abbiamo avuto la prova noi stessi andando insomma a sentire alcuni albergatori nei giorni scorsi della città del Santo, che ci confermano come ci siano davvero molti turisti in città. Sono arrivati in questo agosto molti stranieri, un effetto Urbs Picta, come insomma avevamo raccontato varie volte dalla fine di luglio dell'anno scorso. Padova è Urbs Picta, quindi è la capitale mondiale dell'affresco medievale. All'interno della Basilica del Santo c'è la Basilica del Santo stessa è uno degli 8 siti. Forse si intravede anche l'oratorio di San Giorgio, che è un altro dei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Ma andiamo a parlare di numeri. Maggio 2022, 181.000 presenze a Padova, 23.000 in più rispetto all'ultimo dato pre-Covid, quindi ci riferiamo al 2019. Va addirittura meglio una città della provincia di Padova, parliamo di Abano, dove ci sono state 36.000 presenze in più rispetto al 2019. Tra l'altro, qual è il dato insomma che conforta, che fa ben sperare? Il fatto che si tratta di presenze più lunghe. Padova
un po' capitale del Mar di Fuggi, una città spesso considerata di passaggio nel transito verso Venezia, dove le persone non si fermavano. Invece si stanno allungando anche i pernottamenti e questo ovviamente fa ben sperare per il futuro. A pesare purtroppo l'unica nota critica su questo panorama positivo che vi stiamo raccontando e dipingendo è l'aumento delle bollette che preoccupa tutto il settore, con costi soprattutto per quanto riguarda l'energia triplicati che sicuramente peseranno sui bilanci in chiusura a fine anno. Non so se ci sono domande da studio Christian, se no ringrazio Federico Cibotto per il collegamento e da Padova ti restituisco la linea. Grazie, è davvero chiara a te e Federico per questa fotografia positiva, finalmente positiva del turismo padovano, ufficialmente approdato nel patrimonio UNESCO. E c'è una notizia che arriva da Belluno perché è profondo cordoglio per la scomparsa dell'ex sindaco Ermanno De Col, che pensate è stato per 50 anni consigliere comunale della città capoluogo, ricoprendo anche la carica di assessore dal 92 al 93 nella giunta presieduta da Gian Claudio Bressa. Iscritto al Partito Socialista Italiano, Ermanno De Col ha poi aderito ai Democratici di Sinistra, rinunciando poi alle tessere e rimanendo attivo in politica quale indipendente. Alle comunali del 2001 è stato eletto sindaco di Belluno, sostenuto dalla coalizione dell'Ulivo, avendo la meglio al secondo turno con quasi il 52% dei voti sullo sfidante, che all'epoca era Luigi Panzan della Casa delle Libertà. Candidato per un secondo mandato alle elezioni del 2006, è stato sconfitto al ballottaggio da Celeste Bortoluzzi di Forza Italia. È stato nuovamente eletto consigliere comunale in rappresentanza di una lista civica nel 2012 e nel 2017. Anche qui ci sono tantissime note di cordoglio. Si tratta di una figura molto importante per la provincia di Belluno, quindi lo avete sentito, per 9 volte consigliere comunale, quasi 50 anni di attività amministrativa. Se ne va un uomo saggio che aveva sempre una parola illuminata e una visione lungimirante, un amministratore vecchio stampo che ha sempre creduto nell'impegno civico, scrive il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin in una nota di cordoglio. De Col ha sempre messo grande passione nel suo percorso di amministratore e poi appunto tanti gli attestati di stima e affetto per De Col, che se ne va per l'appunto a 79 anni, a fine agosto ne avrebbe compiuti 80. Ancora cronaca e poi la pagina politica subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per proseguire il nostro racconto di questo giovedì a nord-est, contrassegnato da un'allerta arancione sul fronte meteo. Per il momento, va detto, non c'è nulla da segnalare, fortunatamente. L'allerta resterà in vigore fino alle 14 di domani, venerdì 19 agosto. Vi abbiamo raccontato dell'incendio che è divampato a Villa Finozzi di Breganze, lo avete visto poco fa. Se ci saranno ulteriori aggiornamenti torneremo a collegarci con Ferdinando Garavello. E poi ancora la morte di Nicolò Ghedini, torneremo anche qui a parlarne. Ci siamo collegati con Anna Maria Parisi all'esterno della sua villa a Santa Maria di Sala. Profondo il cordoglio, un cordoglio che è molto sentito e bipartisan, però c'è ancora cronaca di cui darvi conto. Ritorniamo a Padova, una targa per ricordare Andrea Zanella, il commerciante padovano morto dopo essersi gettato in mare in Toscana per salvare la vita a padre e figlio. A chiederla i colleghi del centro storico della città.
Un omaggio alla sua figura, un omaggio al suo coraggio. I colleghi amici di ACC, l'Associazione Commercianti del Centro, hanno proposto una targa commemorativa in onore di Andrea Zanella, il 68enne titolare di Pinaider, noto negozio di via Zabarella, morto a Porto Ercole in Toscana dopo essersi gettato in mare per salvare la vita a padre e figlio che stavano annegando. Anche l'Associazione Orizzonti ha chiesto alla Prefettura di Padova, attraverso Marco Carrai, di conferire una medaglia d'oro al valor civile a Zanella, un sentimento comune di gratitudine per quanto fatto in questi anni per la città, per il commercio cittadino e in particolare per Borgo Altinate, dove dal 1954 è aperto il suo negozio, quello che unisce Padova nel ricordo di quest'uomo coraggioso. Rimaniamo nel padovano, sempre per la cronaca, caos al pronto soccorso. I carabinieri sono intervenuti all'ospedale di Cittadella. Nottata più che agitata quella del 17 agosto all'ospedale di Cittadella, dove sono dovuti intervenire i carabinieri del radiomobile per mettere fine al parapiglia creato da un 52enne di San Martino di Lupari. L'uomo, in evidente stato di alterazione a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche, per evitare il controllo medico aveva iniziato a danneggiare i mobili della sala d'attesa del pronto soccorso, tra i timori del personale presente. Provvidenziale l'intervento dei militari che, dopo aver bloccato il 52enne, lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio. Cambiamo i toni, ci sono anche degli episodi tutto sommato divertenti, poi anche questa è un punto di vista, però torniamo a occuparci dell'avvistamento, della segnalazione che è partita dal cimitero di Crespano, un'allerta per un pitone. Correte, c'è un pitone in cimitero. E questo più o meno il tenore della telefonata ricevuta nella mattinata dal comando della Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa. Qui è stato segnalato un grosso serpente nel cimitero di Crespano. Fra pantere e altri animali fantastici capita spesso sotto Ferragosto che qualcuno prenda, scusate il gioco di parole, il proverbiale granchio, scambiando un biacco, volgarmente detto scarbonasso, per un'esotica serpe. Stavolta però il pitone c'era e come, e se lo sono trovati davanti gli agenti dell'Unione Montana quando sono arrivati nel cimitero di Crespano. Il serpente, lungo oltre 1 metro e piuttosto vispo secondo i testimoni, ha tentato di sottrarsi alla cattura anche se non si è mai dimostrato aggressivo. Sul posto è giunto anche un veterinario dell'ULS 2 in arrivo da Asolo e l'animale è stato preso in custodia. Ora sono in corso le verifiche per capire da dove sia arrivato e se abbia addosso una piastrina di riconoscimento o un chip. Secondo le prime ipotesi pare che possa essere scappato da un'abitazione dei dintorni o che qualcuno possa essersene sbarazzato. Forse all'ora di pranzo a qualcuno non è piaciuto questo servizio. Sorride il mio ospite Emanuele Crosato, buongiorno, sindaco di Cessalto, che fra poco ci darà alcune novità, ma rimaniamo, prima di collegarci anche con gli altri ospiti, sono in corso di definizione i collegamenti, rimaniamo in ambito faunistico, perché da giorni non si smette di parlare dell'ormai cosiddetta pantera del Brenta. Siamo qui alle cave di Cartigliano, come vedete alle mie spalle c'è il fiume Brenta, perché in questa zona qualche giorno fa è stato avvistato un animale di grossa taglia, probabilmente un felino, avvistamento che ha creato preoccupazione e allarme anche per quanto riguarda l'amministrazione comunale, che con un messaggio su Facebook ha voluto invitare la cittadinanza comunque a prestare attenzione. Dicono che sia una pantera. Secondo lei che animale è? Non lo so, io pratico abbastanza il Brenta, non è che abbia suggezione, paura o meno. A me non sembra insomma che ci siano animali del genere. Una farsa. Per me è una farsa comunque. E doveva aver trovato qualcosa, penso, no? Qualcosa. Se qui, come si chiama, i carabinieri della Venetoria, che doveva aver trovato qualcosa. Non lo so. Ha paura? No. Mica penso che sia una roba vera, perché tanti dice, uno aveva detto che può essere un musetto, non può essere un asino. Lei non andrebbe tranquilla quindi lungo il Brenta? No, assolutamente. Va bene che sono messa così che non posso fare tanta strada, però non da lì, no. Perché anche se siamo in due, che me lo vedo davanti, non so cosa, mi viene un colpo.
Un po' di timore si ha, insomma, ecco. Ma secondo lei è una pantera veramente? Ma hanno detto un felino, adesso i felini ce ne sono di varie razze, adesso non so cosa potrebbe essere, ecco. Sarà chiuso in casa comunque, per non sbagliare. Ho visto per televisione che hanno detto che bagnanti in Brenta non ce ne sono più, segno che ha messo paura, insomma, ecco. Ha paura? No, assolutamente. Lei crede a questo avvistamento? Secondo lei può essere che ci sia? Più di 2 persone che l'hanno avvistato, io ci credo. E secondo lei è pericoloso? Questo non saprei dirle perché sa, è sempre un animale esotico, sai, gli animali che vengono dall'Africa, da altre parti dei posti esotici, e secondo me deve stare una pantera, un ghepardo. Ma da dove è arrivata nel caso questa pantera, questo ghepardo? Secondo me può essere o scappato da una persona di casa oppure anche da un circo, se c'è qualche circo qua nei dintorni oppure un po' fuori da qua. Tutte le estate viene fuori sempre qualcosa di nuovo, viene fuori canzoni dell'estate e anche queste cose qua, io non ci credo. Insomma, un tormentone estivo. Lei che cosa ne pensa, Elena Donazzan, visto che il Brenta lo conosce bene? Buongiorno Assessore. Buongiorno a voi, io ci vado a camminare col cane e vedo solo cani, cioè, non ho incontrato niente di diverso dall'animale domestico che più amiamo, almeno per me. Quindi insomma nessun avvistamento particolare, mentre a Cessalto, sui vostri torrenti, tutto a posto, Sindaco? No, abbiamo già dato quella moriera di pesci, di cose strane, quindi basta. Allora, abbiamo cominciato così scherzando ed è giusto farlo, ma insomma oggi le notizie politiche sono davvero tante in entrambi gli schieramenti, non potrebbe essere altrimenti. Siamo alla rush finale per il deposito delle liste. Nel PD avete visto cosa sta succedendo, di fatto un vero e proprio caos, soprattutto in alcune province che restano fuori dalla rappresentanza parlamentare. Vedremo nel centro-destra. Però prima partirei per l'appunto da un ricordo di Nicolò Ghedini, perché di fatto questa notizia ha in qualche modo scosso il mondo della politica, non soltanto all'interno del centrodestra. Partirei da questa foto dove c'è Crosato con Ghedini. Crosato, che ricordo ha di Nicolò Ghedini? Una persona veramente cordiale, a modo. Era la campagna elettorale alle europee scorse, dove mi ha accolto e mi ha insegnato, quindi veramente una persona estremamente cortese, e anche abbiamo perso come Forza Italia un riferimento pesante all'interno del nostro partito, uno dei pochi che riusciva comunque ad avere un collegamento forte con Roma, quindi massimo rispetto, massimo cordoglio per la famiglia, ma anche la famiglia di Forza Italia piange il suo rappresentante più valido. Diciamo che anche nelle precedenti tornate elettorali chi gestiva un po' la situazione in Veneto, ma insomma non è un mistero per nessuno, era Ghedini. No, assolutamente. Poi anche una persona profondamente ironica, perché mi ricordo che proprio quando ho scattato quella foto mi disse: guarda Emanuele, non pubblicarla sui social perché non sono social, e io invece gli ho ricordato quanto importante era per tutto il nostro movimento, e quindi veramente è una persona anche di una gentilezza enorme. Questo quindi il suo ricordo. Donazzan, posso chiedere anche a lei un ricordo personale? Io lo ricordo come una persona ovviamente particolarmente signorile ed educata. Certamente lui è stato Forza Italia, o meglio il rapporto di un partito che ha nella sua leadership Silvio Berlusconi anche l'assetto totalizzante, cioè Berlusconi è Forza Italia è Berlusconi. Con Nicolò Ghedini era molto vicino a Silvio Berlusconi e quindi conosceva e sapeva tutto di Forza Italia. Io ho avuto modo di conoscerlo e frequentarlo anche nella fase in cui alle scorse elezioni, lei si ricorderà, nel collegio senatoriale di Bassano, Cittadella, era un collegio anche importante che stava tra la provincia di Padova e la provincia di Vicenza. Lui venne candidato qui e quindi ebbi modo, anche se non moltissimo, di conoscerlo anche, diciamo, sotto l'aspetto così di quella campagna elettorale.
E Ruggin, lei è esponente di un partito più Europa, avversario ovviamente di Forza Italia, ma è padovano, anche lei vuole tracciare un ricordo, un commento? Ma sicuramente le condoglianze vanno alla famiglia, vanno al partito politico di Forza Italia, dove l'onorevole Ghedini ha militato fin dalle origini. Sicuramente, ecco, però questo prescinde da il fatto che viene a mancare una persona che è importante nel mondo politico. Sicuramente Ghedini appartiene a una storia non solo politica, ma anche a una storia personale, in quanto è stato l'avvocato personale di Silvio Berlusconi, che nei pro e nei contro purtroppo ha partecipato anche a una strumentalizzazione politica di quelle che sono le vicende personali di Berlusconi. Purtroppo non si può dimenticare quando sono stati convocati i parlamentari sia di Camera che di Senato davanti al Tribunale di Milano a sostenere con una manifestazione che Ruby era la nipote di Mubarak. Purtroppo sono operazioni dove la giustizia si è mescolata alla politica e purtroppo sono pagine tristi che la nostra politica ha visto. Questo però non toglie il fatto che questa è una giornata triste per la politica di tutti gli schieramenti. Assolutamente. Le condoglianze vanno sia alla famiglia. E ci mancherebbe altro, questo è il giorno soprattutto del lutto e del cordoglio, perché comunque se ne va a soli 62 anni. Veniamo ai temi, alla tattica, alla strategia, ai programmi che si stanno abbozzando nelle varie forze politiche. Tra l'altro gira sempre più insistentemente il nome, e vado subito dalla Donat-San, di Carlo Nordio per il Veneto. Diciamo che questa mattina, Donat-San, ho fatto un giro di telefonate per capire se era una buttata giornalistica o che altro, e invece in molti mi confermano che è un'ipotesi sempre più concreta questa per Fratelli d'Italia, un Nordio che nel caso di un governo Meloni potrebbe diventare ministro alla giustizia. È ecco, una via tracciata questa di Nordio? E cosa si augura? Io mi auguro che possa dire di sì, ne gioverebbe sia la reputazione della magistratura, perché al di là dell'episodio che veramente rispetto ai casi Palamara, rispetto alla occupazione politica anche di magistratura democratica, le correnti dentro il mondo della magistratura che si sono palesate come se fossero una competizione elettorale in campo aperto, ma quello è un campo chiuso alla giustizia. La nostra Costituzione riferisce alla giustizia un intero titolo, dando alla giustizia stessa anche un organo di autogoverno, il cui garante della Costituzione e dell'equilibrio della giustizia stessa dovrebbe essere il capo dello Stato. Tutto questo è stato completamente distrutto. E oggi è molto evidente il passaggio, la contiguità tra una certa area politica e la magistratura, e quelli con un grande senso di ingiustizia che pervade tutti noi, oltre al fatto che la giustizia è uno dei primi problemi per gli italiani, la lungaggine nei processi, la farraginosità del sistema. Nordio viene da quel sistema e ne è stato invece un grande esempio quando è stato magistrato attivo, e lo ricordiamo, in indagini che non hanno fatto sconti né a destra né a sinistra. Nordio è stato l'esempio di una giustizia molto equilibrata e anche con il grande senso dell'impatto che questa giustizia aveva sulla società. Quindi io, se Carlo Nordio accettasse di fare il ministro, di scendere in campo con Fratelli d'Italia, io ne sarei felicissima. E Donat-San, si fa tanto anche il suo nome in questi giorni, in queste ore. Cosa ci può dire da questo punto di vista? Anche lei mi dice: sono a disposizione del partito, perché questa è la frase che sento più spesso in questo periodo. È la frase più elegante che si può dire in politica, Christian, per non essere fucilati sul campo. Ça va sans dire, direbbero quelli eleganti, no? Allora,
Sono a disposizione del partito, ma aggiungo, io ho già un ruolo particolarmente rilevante. In questo mese ho scritto la parte, con alcuni altri esponenti del mio partito, la parte del programma di governo sui temi del lavoro. Io sono la responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro di Fratelli d'Italia e ho avuto questo onere ed onore, mi permetto di dire, Cristian, che il programma sui temi del lavoro di Fratelli d'Italia parla veneto. Senza avere il mio accento, ma avendone i toni. Cioè noi siamo per togliere il reddito di cittadinanza, noi siamo per rendere più leggero e meno pesante il rapporto che le imprese hanno ogni qualvolta devono sottoscrivere un contratto di lavoro. Siamo per l'inserimento dei giovani attraverso percorsi di formazione, di accordo tra scuole e mi perdonate per la connessione, ma qui è saltata la luce. A Pova del Grappa non c'è la pantera, ma c'è il disastro. Ma sta piovendo, ecco, ci può aggiornare, quindi c'è una situazione com'è? Faccio la meteorologa. Allora, cielo molto grigio, denso, carichissimo di nubi, questo è un tuono, è saltata la luce a casa mia, quindi la connessione di internet è appesa a un filo. Ecco, allora incrociamo le dita. Intanto, allora, a proposito di lavoro, anticipiamo il tema, chiedo anche alla regia, poi sentiamo Ruggina e Crosato, il tema del reddito di cittadinanza. Ieri Giorgia Meloni è andata all'attacco. Sentiamo le parole di Giorgia Meloni proprio sul reddito di cittadinanza. Arriva. Di cittadinanza è stato un fallimento totale, nonostante abbia avuto per lo Stato un costo esorbitante, pari a circa 9 miliardi di euro l'anno, stendendo un velo pietoso sulle migliaia e migliaia di truffe che ha generato, favorendo anche criminali, mafiosi, spacciatori. Ha fallito come strumento di lotta alla povertà, che doveva essere abolita, invece ha raggiunto i massimi storici, e ha fallito come misura di politica attiva del lavoro, visto che pochissimi dei percettori del reddito di cittadinanza alla fine sono stati assunti e hanno trovato un lavoro dignitoso. È l'ennesima riprova del fatto che avevamo ragione quando dicevamo che le risorse per le politiche attive andavano usate per aiutare le imprese ad assumere. Ecco, quei soldi andavano utilizzati, dice Meloni, per assumere, quindi devono essere dati alle imprese per assumere. Ruggin, visto dal campo progressista, questo tema del reddito di cittadinanza, come lo declinate? Perché all'interno del centrosinistra ci sono diverse posizioni in merito, la sua personale, la sua del partito di Più Europa. Ma il Più Europa ha sempre detto che non va abolito, va rivisto, che è una cosa ben diversa. Io sono convinto che anche il centrodestra che oggi parla di abolizione sia sicuro che non lo aboliranno neanche loro, perché tanto comunque cambieranno il nome, ma un paracadute sociale va dato alle persone che in qualunque momento nella vita possono trovarsi in una situazione di necessità. Altra cosa è, come è stato purtroppo in questi anni, fare in modo che diventi una misura assistenzialista. Questo va evitato in tutti i modi con dei controlli che lo Stato deve fare, e lo Stato deve avere tutto l'interesse che nel più breve tempo possibile quella persona venga reinserita nel mondo del lavoro. Questa è la questione, nient'altro. Non deve essere una misura assistenzialista, deve essere un piccolo paracadute sociale nel momento che una persona, e che può capitare a chiunque con famiglia e figli, si dovesse trovare in una situazione estrema che può veramente portarla alla povertà. Ma questa è una cosa, un altro conto è l'assistenzialismo come quello che abbiamo visto in questi anni. Poi mi permetta di dire, sento la Meloni che dice che sono stati spesi 9 miliardi sul reddito di cittadinanza, quando lei vorrebbe con il suo programma di governo buttarne via circa 80 con una quota 41, quota 101, per dire ancora una scemenza enorme, cioè l'abolizione della legge Fornero, che neanche Salvini, che ne ha fatto una bandiera politica, è mai riuscito ad abolire la Fornero, perché di fatto la Fornero è ancora in piedi, nonostante Salvini in questi 4 anni ha governato 3 anni su 4, col governo Conte 1 e col governo Draghi, e ha degli costi imponenti quello che loro vorrebbero fare tra
appunto quota 41, quota 101, che sono tutte balle elettorali che in questo momento, quelle sì, dobbiamo evitare di fare misure ancora a debito. Non possiamo più permetterci di raccontare bugie agli italiani, di fare debito pubblico su debito a scapito dei giovani e delle nuove generazioni. Quindi quei soldi davvero pensiamo a usarli in investimento per creare lavoro e opportunità in questo paese. È un paese che vede ogni anno una media di 170-200 mila persone che lasciano questa Italia per andare a cercare fortuna altrove. Crosato, reddito di cittadinanza va abolito tout court. Su questo Forza Italia nei mesi ha avuto una posizione altalenante per certi versi. In un certo momento lo stesso Silvio Berlusconi ha difeso questo strumento. Quindi? Guardi, un discorso è aiutare chi si trova in difficoltà, chi deve essere reinserito nel mondo del lavoro, e qui l'assessore Donazzani sa più di me, è una profonda conoscitrice della materia, quindi mi sento anche in difficoltà poi di declinare queste cose, però credo che il principio sia di dover aiutare chi ne ha bisogno. Io nel mio comune ad esempio stiamo cercando di recuperare personale dal reddito di cittadinanza, ma lei sa che dal momento in cui io chiedo di venire a lavorare devo investire 500 euro tra DPI, tra corsi e quant'altro per recuperare una persona che attualmente percepisce il reddito di cittadinanza e fare dell'orario in comune magari per lavori utilissimi alla comunità, quindi anche questo bisognerebbe regolamentarlo e darci la possibilità di utilizzare queste persone. Quindi diciamo forse il reddito di cittadinanza andrebbe scollegato dal tema delle politiche attive del lavoro, quindi ritornare a un reddito di emergenza e poi trattare il tema delle politiche attive in maniera separata. Sì, anche trovare il modo perché ci sia un vero e proprio welfare aziendale, perché siano le aziende stesse a trovare i mezzi più opportuni per riconvertire le persone e aiutare le persone. Poi parliamo sempre di aiutare le famiglie, però ci troviamo anche nel mio comune una difficoltà enorme nell'avere degli asili nido, degli asili diciamo per poter aiutare le famiglie ad avere giustamente un aiuto a chi sta lavorando. Donazzan, ecco. Vediamo se Elena Donazzan... Sono più o meno al buio perché c'è luce, quindi scusate. Allora, ma comunque la vediamo, Assessore. Dicevamo, scollegare a questo punto il reddito di cittadinanza dal tema delle politiche attive del lavoro e quindi trasformare forse il reddito di cittadinanza in qualcos'altro. No, va proprio abolito, cioè non è che uno strumento lo puoi continuamente aggiustare perché non funziona, appunto. Lei, Arboit, prima ha citato il reddito di emergenza, quello aveva un senso, intanto era allocato presso i comuni, quindi Crosato può dirvi che era controllabile, mentre il reddito di cittadinanza è di fatto centralizzato. Il secondo tema è che un conto è la povertà, il sostegno ai bisogni, ha un aspetto più sociale. L'altro è quello dell'inserimento al lavoro, che invece deve essere la strada prioritaria per chiunque possa lavorare. Io trovo che porre la questione, c'è stato un attimo di luce, eccoci. Porre la questione delle politiche attive collegate malamente, perché poi è stato veramente uno strumento raffazzonato, al reddito di cittadinanza è stato il secondo grande errore. Noi abbiamo bisogno di dire a tutti i giovani: non esiste che tu percepisca un reddito di cittadinanza. 2 mani, una testa, 2 gambe e una tua capacità, perché ciascuno ha capacità, vuol dire ai ragazzi: tu vali, voi valete. Lo Stato, la cosa pubblica vi aiuta con tanti strumenti pubblici e privati ad avvicinarvi al mondo del lavoro. Non esiste che voi stiate a casa a percepire alcunché di sussidio. Infine, terza cosa, e guardi, basterebbe andare ad intervistare, voi ne fate tante di interviste sul campo, andiamo ad intervistare baristi, ristoratori, arrivano, si vedono arrivare, magari mettono il cartellino cercasi, quanti ne abbiamo e ne vediamo girando per le nostre città, i nostri paesi, e non si presenta nessuno veramente intenzionato a quel posto di lavoro, arrivano e Ecco, Donazzan si è frizzata, ma il concetto è... Cioè, li puoi assumere, però in nero. Il concetto è chiarissimo della Donazzan. Torno da Rugin, ecco, perché so che... Rugin, prego. Una piccola parentesi su questo, perché
C'è stata una famosa catena americana che tutti mangiamo ogni tanto, un fast food senza fare pubblicità, dove cercavano 5 persone proprio nella nostra regione e sono arrivati 2000 curriculum. Allora è da domandarsi perché in certe multinazionali i giovani corrono a portare curriculum e a fare colloqui e spesso certi ristoranti, magari in località turistiche o di provincia, guarda caso non riescono mai a trovare personale, perché ci sono invece altri imprenditori che dicono io non ho mai avuto alcun tipo di problema a pagare bene e giustamente i dipendenti e non ho mai trovato problemi ad assumere e trovare nuovi dipendenti. Allora o ci iniziamo a dire le cose come stanno, che c'è anche una questione comunque di salari, c'è una questione anche di nero, c'è anche una questione che bisogna dare dignità al lavoro, oppure altrimenti ci lamentiamo perché i ragazzi preferiscono o stare a casa con reddito di cittadinanza o stare a casa direttamente mantenuti da mamma e papà piuttosto che andare a fare gli schiavi. Che si è stancata di fare gli schiavi, ci sono dei posti di lavoro, delle multinazionali anche che fanno pattinaggio, che ci portano a casa i pacchi tutti i giorni, dove le posso assicurare che ci sono file di giovani che quotidianamente vanno a fare i colloqui di lavoro. Laddove ci sono stipendi, diritti e tutto regolamentato, ci sono le persone che i colloqui li vanno a fare e vengono assunte. E Donazzan, come commenta la provocazione, tra virgolette provocazione, di Ruggin? Dice: se una multinazionale assume ci sono le fila, mentre se lo fa magari un nostro imprenditore nel bel mezzo della stagione turistica non c'è lo stesso copione, c'è qualcosa che non funziona, forse i contratti non sono del tutto appropriati? C'è l'aspettativa, perché il McDonald's di Esolo, scusi piccola provocazione, perché il McDonald's di Esolo non ha difficoltà a trovare dipendenti e invece il barista a 300 metri ha difficoltà? Questo che dobbiamo domandarci seriamente e darci una risposta. Donazzan. Ma io capisco che una certa sinistra sia molto più propensa alla multinazionale, che magari paga anche meno tasse in Italia, piuttosto che aiutare la nostra famiglia di piccolo imprenditore che fa i salti mortali, perché questo è stato il loro atteggiamento da sempre. La difficoltà per una piccola impresa di di mettere tutto a posto, compresa una tassazione elevatissima, difficoltà normative per una piccola realtà, oggi ci fa dire che le stesse regole valgono in Italia per la multinazionale, che non ha certamente difficoltà a fare quadrare le cose, che ha strutture, risorse finanziarie, che spesso non paga le tasse pienamente in Italia, e voi lo sapete perché pagano solamente la parte di tassazione sul lavoro. Questo va detto a tutti. La multinazionale paga dove ha la sua sede fiscale. Non a caso la ex Fiat, aiutata dai governi di sinistra, ha spostato sia la sede legale che la sede fiscale fuori dall'Italia dopo aver attinto a piene mani dai nostri ammortizzatori sociali. Ciò che pagano qui è solo la tassazione sul lavoro, mentre un imprenditore, un pizzaiolo e un barista paga la tassazione sul lavoro insieme a tutte le altre tassazioni che in Italia sono le più alte in assoluto. Penso di avere ben risposto alla provocazione della signora Raggini. Ma quindi è legittimo pagare 5 euro all'ora a un cameriere? È legittimo lasciare un lavoratore in nero? Non ho proprio idea di un contratto a 5 euro, quindi se lei vuole farmelo vedere, volentieri. Allora vado a farsi qualche giro in qualche bar e ristorante, magari a fare qualche guardi caro, colloquio. la differenza tra me e lei è che io sto governando questa regione sui temi del lavoro da 18 anni, lei invece fa un po' di propaganda politica, ma ci sta, siamo in campagna elettorale. Di nero, siamo in campagna elettorale. Che ci sono. Le posizioni sono chiarissime, vi prego non sovrapponetevi, perché tra collegamento Skype, maltempo e quant'altro la tempesta è perfetta, verrebbe il caso di dire. Ma ecco, Donazzan, lei è responsabile lavoro di Forza Italia. Di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, mi perdoni il lapsus, di Fratelli d'Italia, quindi responsabile nazionale, è assessore all'istruzione e al lavoro da tanti anni in Veneto, ne ha assoluta competenza e contezza. Un ministero per Elena Donazzan, un ministero all'istruzione, al lavoro, non è nell'iperuranio delle ipotesi. Io vorrei che la competenza maturata in questi tanti anni fosse utile all'Italia. Io credo che il Veneto ha dimostrato in questi anni
di saper ben governare, di essere rispondente non solo alle aspettative dei veneti e quindi dei propri elettori e dei propri cittadini, ma anche del buon governo. Noi abbiamo i conti in ordine, noi siamo quelli che sanno gestire al meglio le risorse europee, tanto che, a volte lei ricorderà, io stresso sempre il concetto che siamo molto capaci di gestire i grandi fondi comunitari, tanto che ne veniamo premiati ad ogni 6 anni, perché la programmazione comunitaria è fatta di 6 anni in 6 anni. E il Veneto, il mio assessorato, ha da diversi mandati questo tipo di ritorno. L'ultima volta abbiamo avuto un premio di 50 milioni di euro. Allora, la domanda è: Elena Donazzan o la competenza veneta, l'approccio che abbiamo alla buona amministrazione, alla pubblica amministrazione, la capacità di leggere i bisogni dei propri territori possono essere utili all'Italia? Questa è la domanda e io spero che sia ovviamente una risposta chiara, sì. Che poi sia io, che sia un altro veneto, anche a guidare qualche ministero importante. Prima abbiamo citato Nordio alla giustizia porterebbe questo stesso approccio, che è molto pratico, molto realistico, ma serve a tutta la nazione. Oggi abbiamo bisogno di dire che non dobbiamo più bastare ai veneti o al Veneto, ma che il buon governo del Veneto deve diventare il buon governo dell'Italia, oppure provare a contaminarlo in positivo. Assessore, questa sua, diciamo così, risposta è molto di più di un resto a disposizione. Crosato, come vedrebbe? Ormai siamo in campagna elettorale e bisogna scandagliare ogni ipotesi. Una Donazzan ministro del lavoro o comunque ministro del lavoro o della scuola? No, una cosa che auspico, anche perché ci permetterebbe anche come Veneto di avere un riferimento. Io dico sempre che i nostri riferimenti come amministratori finiscono praticamente in regione e poi al Ministero non riusciamo poi a comunicare, non riusciamo ad avere nessuna comunicazione, quindi visto che abbiamo tutti il numero di telefono dell'assessore Donazzan, questo ci aiuterebbe enormemente, soprattutto in alcune sfide, quelle delle scuole dell'infanzia paritarie, cioè abbiamo veramente tante cose che sarebbero molto utili per il nostro paese, quindi i nostri paesi, quindi assolutamente d'accordo. Poi sul discorso dell'utilizzo dei fondi europei, io da tecnico, insomma, la regione in questo è sempre stata un punto di riferimento, tant'è che prima citavano i 50 milioni, siamo sempre in percentuale, l'utilizzo è sempre oltre il 100%, arriva al 110, 120%. Quindi insomma lei conferma. Mi sa tra l'altro che il temporale si sta battendo anche su San Biagio di Callalta, speriamo bene, e comunque tutti gli aggiornamenti ve li diamo in diretta. Mi confermano dalla regia. Ruggin, ecco, immagino che lei non si senta di avvallare questo endorsement di Crosato. Io penso che l'assessore Donazzan comunque ha 20 anni di esperienza come assessore, uno può essere d'accordo, non può essere d'accordo, ci sono tante altre persone che hanno competenze a cui si può lasciare tranquillamente posto, che secondo me in Italia ce ne sono e dovrebbero emergere. Purtroppo invece vediamo tantissime candidature anche un po' in tutti i partiti che si ripetono, le stesse persone che si ricandidano, è un grande problema anche per chi alla mia età è un ricambio generazionale in questo momento, quindi spero davvero che a prescindere da chi vincerà ci siano davvero persone con nuove forze, nuove leve, nuovi giovani che possano contribuire al bene di questo paese. Diciamo, ecco, nel caso di Donazzan poi mollo la presa. Lei non ne fa una questione di competenza, ma magari di, le dice, volti nuovi, ricambio. Io spero che la Donazzan possa anche avere altri interessi nella sua vita oltre alla politica, che da 20 anni che è in politica, quindi oltre a fare l'assessore da 20 anni, penso che anche lei sia contenta di lasciare spazio a qualcun altro. Donazzan, diceva? Sì. No, di più, io è dal liceo che faccio politica, quindi molti più anni, ne ho 50. Allora, vediamo, staremo a vedere come evolverà questa partita. Di fatto Berlusconi li chiamava mestieranti della politica, vero Royce? Berlusconi li chiamava i mestieranti della politica. Beh, insomma, però adesso... Se per lei è un'offesa, va bene. Però, insomma, Ruggin, penso che sulla competenza di Elena Donazzan... altri lavori. Ruggina, però penso che sulla competenza di Elena Donazzan non si possa dire nulla. Oltre che stare sempre in politica.
No, certo, io però ripeto, spero che uno possa avere anche un altro lavoro, insomma, oltre alla politica. Ok, allora andiamo avanti perché i temi sono tanti. Chiaramente un ministero a Nordio, un ministero alla Donazzano, comunque ministeri ai Veneti in un eventuale governo Meloni. Stiamo ovviamente ai sondaggi, poi insomma sappiamo che in politica le cose possono cambiare anche velocemente. Di fatto il Veneto potrebbe avere un peso e potrebbe anche vedere da un certo punto di vista modificare i propri assetti interni al centrodestra. Questo è ovvio, insomma la partita e il superamento della Lega da parte di Fratelli d'Italia con Forza Italia che assiste in qualche modo alla scena. Questo è il quadro che si prospetta, Crosato, siamo molto franchi. Sì, diciamo che molto probabilmente Fratelli d'Italia riuscirà ad avere più consenso della Lega. Non so in Veneto, forse ce la giocano e sarà molto interessante anche questa cosa. Come Forza Italia noi siamo comunque in atto di una rigenerazione del partito e quindi questo è un momento di transito anche per noi, e tant'è che sicuramente anche la spinta magari del nazionale, quindi di Berlusconi che è ritornato in campo e che riesce ad avere un'abilità politica, cosa che 5 anni fa non aveva, questo ci permetterà. Lei dice c'è uno spazio anche per Forza Italia. Sì, anche perché rispetto magari a quello che sta succedendo negli altri campi, quelli larghi, per capirci, diciamo che anche nella creazione delle liste c'è stata grande disponibilità verso gli amministratori, quindi comunque e anche chi era nel partito e chi ha lavorato nel partito, quindi questa cosa sicuramente sarà premiata perché poi i territori rispondono. E ringrazio la regia che mi fa lo spoiler dell'argomento, insomma l'abbiamo letto, questo è l'annuncio shock. Il sindaco di Cessalto ha accettato la candidatura, lei ha accettato la candidatura, quindi sarà candidato per Forza Italia. Sì, io ho dato la mia disponibilità, ieri sera abbiamo completato tutto l'aspetto burocratico con il nostro coordinatore Zuin e ho dato la mia disponibilità indipendentemente poi dalle liste e quant'altro, perché io faccio il sindaco e ho il mio lavoro e quindi mi diverto. Posizione utile, non utile? Sì, non mi interessa perché non... Dica la verità. No, veramente, anche perché queste cose poi sono agevolate a nazionale. Diciamo che dal punto di vista regionale la mia sarà una delle posizioni di vertice, però poi sarà il nazionale a decidere e veramente non c'è stata nessuna, da parte nostra, nessuna... Quando saranno diffuse le liste definitive? Credo, sentendo stamattina, credo che in fine settimana avremo qualche indicazione maggiore e poi domenica pomeriggio avremo il ritorno delle schede da Roma per poi fare il deposito lunedì mattina. Quindi lunedì credo avremo già il quadro completo. Spero ci siano tanti amministratori, spero anche che comunque questa voglia di lavorare per il partito, perché poi diamo sempre per scontato che il partito sia qualcosa di nazionale, che sia lontanissimo, invece le istanze arrivano dal territorio e per noi è veramente fondamentale avere un rappresentante. Tra l'altro vi do questo aggiornamento delle 12:59 sostanzialmente, è in corso proprio in questi minuti il vertice del centrodestra per trovare la quadra, no? Quindi la divisione dei collegi tra candidati e candidate in vista appunto delle politiche del 25 settembre. Quindi tra l'altro poi quella di oggi è una giornata importante per un altro annuncio, Letta che ha ufficializzato la corsa a Vicenza, quindi Enrico Letta correrà a Vicenza, a Donazzana, lei da Vicentina. Tra l'altro Letta che dichiara guerra di fatto soprattutto alla Lega, dice sfido la Lega in terra veneta. È audacia o cos'altro? C'è tanta arroganza, no, c'è tanta arroganza, ma le avevamo già letto dalle parole del segretario del Partito Democratico qualche tempo fa. Venne a Vicenza o venne in Veneto a dichiarare che dovevamo imparare. Imparare vuol dire che qualcuno ti insegna. Io sinceramente cerco, quando tratto di temi, la mia di esperienza e la mia competenza, invece qui si tratta solo di parole e di lezioni più o meno. Trovo tanta arroganza perché significa che non conosce il Veneto, lui non è veneto
Non è Veneto, è il segretario di partito, certo, ma sicuramente questo sarà un valore per lui, per la sua visibilità, ma è anche molto arrogante nei confronti del proprio di partito, del proprio di territorio. Il Partito Democratico ha esponenti territoriali di tutto rispetto, sono avversari politici per me, non condivido le loro posizioni come loro non condividono le mie, ma ne riconosco il radicamento, riconosco la loro capacità. Semplicemente arrivare con questa spocchia il segretario significa non conoscere i veneti e avere poco rispetto del territorio. E Ruggin, più Europa è alleata del Partito Democratico. Per la vostra coalizione questo annuncio quanto importante è? Ha un suo peso specifico? Porterà più voti in Veneto? Che sentore ha? Allora, diciamo che non mi piace questa legge elettorale che tutti i partiti hanno votato tranne il nostro partito. È una legge elettorale che in verità, anche se finge di avere questo 1/3 di uninominali, vedete che in base ai sondaggi si piazzano le persone anche senza tener conto del territorio sui posti più o meno sicuri. Quindi che sia il Partito Democratico, che sia Forza Italia o che sia qualunque altro partito a mettere dei candidati che soprattutto non rispecchiano il territorio, questa cosa sinceramente non penso che sia una cosa opportuna agli occhi dei cittadini, perché per quanto ne possiamo prendere in giro i cittadini, poi non dobbiamo neanche lamentarci che c'è un'alta astensione in questo momento nel Paese. Una legge elettorale che, lo ricordiamo ancora una volta, non ci dà la possibilità di scegliere i nostri rappresentanti, perché ci sono dei listini bloccati e di fatto in base alla posizione di questi listini bloccati si sa più o meno già chi entrerà e chi non entrerà. Quindi, ripeto, scelte legittime dei partiti dati da una legge elettorale che dà queste possibilità, però rischia davvero di tenere sempre più lontani gli elettori. Allora, io vi farei sentire, tocchiamo altri due temi molto importanti. Partirei da queste dichiarazioni di poche ore fa del leader della Lega Matteo Salvini, che torna su presidenzialismo e soprattutto autonomia. Penso che un sistema di autonomie, un paese federale e presidenziale renderebbe l'Italia un paese moderno e al passo coi tempi, perché è giusto che lo Stato garantisca alcune funzioni e il sistema sanitario nazionale italiano è qualcosa di cui dovremmo andare orgogliosi nel mondo, perché qua che se ne dica nessuno viene lasciato morire per strada. Poi è vero che ci sono le liste d'attesa, è vero che ci sono delle disfunzioni, è vero che troppo spesso si chiudono i piccoli ospedali, però a differenza di altri paesi dove sono stato, quando entri in un ospedale non ti chiedono di strisciare la carta di credito, quindi è una grande conquista. Autonomia e presidenzialismo, queste le due grandi riforme istituzionali evocate da Salvini. Sul tema dell'autonomia, Donna Zan, il centrodestra è compatto? È davvero compatto? Perché insomma sì, in questi anni ne abbiamo sentite un po' di tutti i colori, comunque ci sono state diverse sfumature, e ora? Guardi, è certamente compatto. Dal 2018 venne depositato un atto legato al programma elettorale dove i tre leader di allora, sono i medesimi di oggi, ma insomma i tre partiti di allora che sono i medesimi di oggi, avevano già sottoscritto questo impegno sull'autonomia. Poi ovviamente quando non si riesce a portare a casa, perché poi i governi e le maggioranze sono state decisamente innaturali, la prima, ricordiamo, è stata Lega 5 Stelle, la seconda PD 5 Stelle, Conte 1 e Conte 2, e il terzo era la grande ammucchiata con Fratelli d'Italia a fare da opposizione e anche a garantire un principio democratico. Ci deve sempre essere una opposizione. Il tema dell'autonomia quindi non poteva essere portato, o comunque non è stato portato a compimento con questi governi innaturali. Una maggioranza più naturale che sottoscrive degli impegni, e per noi si tratta di autonomia e presidenzialismo, e sono esattamente la sintesi di quello a cui noi tendiamo per risolvere i grandi problemi dell'Italia. Primo, perché le autonomie, laddove sono ben rappresentate ed espresse, portano buon governo. Il Veneto ne è un esempio. Noi abbiamo esercitato appieno tutta la piccola autonomia che i decreti Bassanini ormai negli anni 90 avevano immaginato.
Ma c'è bisogno di più, c'è bisogno di responsabilità legata all'autonomia, c'è bisogno anche, se vogliamo, di autonomie differenziate quando in alcuni territori si possono fare le cose bene, in altri si è un po' più carenti, magari aiutando quei territori a risolvere i propri problemi. E il presidenzialismo dà chiarezza ai cittadini italiani su chi sarà il governo e sulla tenuta di quella maggioranza naturale. Quando tu voti il presidenzialismo è un po' per spiegarci, come quando si vota per le regionali. Alle regionali noi sappiamo prima chi è il candidato presidente, Luca Zaia da una parte e la Moretti dall'altra, no? Vi ricordate? Certo. Una e si sta rallentando, Donazzan, si sta rallentando la connessione, ma abbiamo capito il concetto, vediamo se riusciamo a ripristinare per gli ultimi 10 minuti di dibattito. Crosato, faccio a lei la stessa domanda. Si trova la convergenza sull'autonomia? Va detto che il ministro Gelmini con i presidenti delle regioni, Fedriga, Zaia, Fontana e lo stesso Bonaccini, aveva in qualche modo annunciato una roadmap entro la fine dell'anno. Adesso ovviamente con la crisi del governo si ricomincia, si dovrà ripartire da zero, ma il centrodestra su questo è compatto davvero? Beh, io guardo quello che è il programma del centrodestra, quello depositato, e è praticamente il secondo punto. Il primo è l'elezione del Presidente della Repubblica diretta, il secondo è il riconoscimento delle forme di autonomia, quindi mi aspetto che ciò diventi realtà. Io guardo anche più in là agli enti locali, quindi la possibilità di un'autonomia finanziaria vera e propria, l'utilizzo delle proprie risorse, della tassazione. Io dico sempre che devono smettere di continuare a rincorrere i bandi, ma vogliamo avere un'autonomia finanziaria, altrimenti ci troviamo con 3 piazze fatte perché c'era il bando sulle piazze e non ci troviamo magari a riuscire a trovare le risorse per le scuole, quindi una vera e propria autonomia. Un'autonomia sostanziale. Esatto, di fatto. Un altro punto del programma che è successivo è quello della pari dignità tra la pubblica amministrazione e il cittadino. Tutte le volte che entriamo in qualsiasi ente, magari nel mio comune forse un po' meno, ci troviamo praticamente in una posizione di difetto rispetto al funzionario, rispetto alla pubblica amministrazione in generale, e questa cosa è inaccettabile, non lo è in tutti gli altri paesi europei e non vedo perché debba esserlo in Italia. Mi aspetto che poi ci sia anche per di qua anche la difesa dei funzionari pubblici, ci sia una forte delegislazione su alcuni temi legati magari a delle regolamentazioni che sono ormai vecchie e ormai desuete. Insomma, la famosa sburocratizzazione. Oppure il codice degli appalti. E Ruggin, il tema dell'autonomia appassiona più Europa o non è una priorità? Come vi ponete su questo tema? Noi siamo un partito che crede fortemente negli Stati Uniti d'Europa, quindi più federalisti di noi non so chi ci sia, però l'autonomia in salsa vendita delle 23 competenze è uno slogan che ormai è stato dimostrato e dimostrato come siano stati presi in giro gli elettori nel 2017 con un referendum farlocco, i 3 milioni di euro buttati via, dove sono stati traditi gli elettori. Ricordiamo che il centrodestra compatto di Salvini, Meloni e Berlusconi ha governato dal 2001 al 2011 l'Italia con una maggioranza molto ampia in Parlamento e non ha mai fatto un tubo sull'autonomia, quindi non lo farà neanche stavolta. È uno slogan per gli elettori, per tenere ancora qualche lista veneto convinto che avrà questa autonomia. Intanto si prendono dei voti e poi si prendono in giro gli italiani, come lo si è presi in giro per tutti questi anni. Il presidenzialismo invece è una cosa molto seria e molto pericolosa, perché quella che vorrebbe fare la Meloni è un presidenzialismo di fatto che in salsa orbaniana o putiniana rischia davvero di compromettere l'assetto democratico di questo paese. Quindi va evitato in tutti i modi, perché potrebbe sbilanciare totalmente quello che è il potere anche esecutivo, giudiziario e parlamentare a favore di un potere piuttosto che dell'altro, che già la Costituzione invece cerca di garantire in maniera equilibrata. Questo secondo me è un pericolo, perché un conto è il presidenzialismo alla francese, un altro conto è il presidenzialismo che ha in testa la Meloni, che è un presidenzialismo che guarda
a democrazie che ormai stanno perdendo tutto quello che c'è di democratico, vedi Orban in Ungheria o vedi appunto gli amici Kaczynski o Morawski che governano la Polonia e di cui Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. Allora, abbiamo chiarissimo Ruggina, abbiamo qualche minuto ancora. Pochissimi in realtà. Lancio in maniera irresponsabile un altro tema sul quale ritornerò con lei Ruggin e con l'assessore Donazzan perché secondo me su questo vi accaldate. Dichiarazioni di Fratoianni, le ultime, intervenire dice subito sulla liberalizzazione della cannabis, è uno dei temi prioritari come sapete per Sinistra Italiana. Intervenire sulla liberalizzazione della cannabis non è soltanto questione di diritti civili, non è soltanto tutela per chi anche per motivi di salute ne ha bisogno, quella sarebbe una straordinaria patrimoniale sulle mafie di questo paese. La vogliamo fare una patrimoniale sulla mafia in questo paese? Liberalizzare la cannabis lo consente, significa liberare risorse che oggi vanno nelle tasche della malavita e metterle a disposizione dell'interesse generale. Allora, ho veramente 10 secondi per ciascuno di voi. Ruggin, in 10 secondi, perché liberalizzare la cannabis sarebbe una straordinaria patrimoniale per le mafie, soprattutto perché è una delle priorità anche dell'ala progressista. 10 secondi. Allora, noi non abbiamo mai parlato di liberalizzazione, abbiamo sempre parlato di legalizzazione, che è una cosa ben diversa, perché ovviamente ci sono diversi introiti cui lo Stato potrebbe guadagnare, perché le politiche di lotta alla droga in 20 anni, lotta alla droga hanno fallito su tutti i fronti, siamo il paese più proibizionista sul consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto per quanto riguarda le droghe cosiddette leggere come la cannabis, e insieme alla Francia siamo il paese che ne consuma di più in Europa. Donazzan. Quindi il proibizionismo ha fallito su tutti i fronti. 10 secondi, Donazzan. Beh, se queste sono le priorità del PD e della sinistra, capisco perché Calenda, che è uomo comunque insomma che ha una sua personalità, non c'è stato. E se queste sono le priorità per l'Italia, dopo aver detto ai ragazzi state a casa a non lavorare, gli dicono anche state a casa, inebetitevi completamente perché la droga ve la diamo noi e così non date neanche nessun disturbo. Questo è l'amore che hanno i sinistri per i giovani. È altezza di contenuti. Altezza di contenuti. Allora, mi pare che siete pronti per una campagna elettorale, per la campagna elettorale siete davvero tutti pronti, quindi ringrazio Elena Donazzan, grazie davvero assessore, esponente di Fratelli. Continua a piovere, se volete il meteo sul Po del Grappa, continua invece a piovere, qualche schiarita verso Bassano. Anche qui mi dicono dalla regia, mi dice Andrea Basso, quindi insomma mi pare che il copione sia un po' lo stesso in tutto il Veneto. Grazie Alberto Ruggin, più Europa, grazie Emanuele Crosato, Forza Italia. Noi rientriamo in diretta alle 18:30, i temi del giorno li abbiamo messi in fila, la morte di Niccolò Ghedini a 62 anni, il profondo cordoglio della politica e non solo, questa allerta arancione dovuta al maltempo, ovviamente siamo in contatto con i vigili del fuoco, con la protezione civile, con tutti i nostri corrispondenti dal territorio. Questa quindi la situazione alle 13:30 del 18 agosto 2022. Grazie Andrea Basso e Marco Gagliazzo dalla regia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione, c'è il meteo, buon proseguimento. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo. Previsioni per giovedì 18 agosto. Sul Veneto tempo inizialmente variabile, poi instabile dal primo pomeriggio, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi. Probabilità di precipitazioni in aumento. Piogge e temporali a carattere locale attesi dal pomeriggio, per poi diffondersi anche nelle zone costiere in serata. Temperature stabili. Minime comprese tra i 21 e i 23 gradi, massime sui 29-30 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia tempo variabile in tutta la regione. In giornata saranno possibili rovesci e temporali sparsi a carattere intermittente. Le piogge saranno abbondanti in particolare sulla fascia occidentale. Temperature minime sui 22-23 gradi, massime comprese tra i 30 e i 32 gradi.
Sul Trentino Alto Adige tempo variabile con possibilità di rovesci diffusi dal pomeriggio. Temperature in calo, minime sui 22-23 gradi, massime comprese tra i 27 e i 29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno.